Un suono da solo, isolato, è in grado di far riaffiorare ricordi, immagini, colori, profumi anche molto lontani. E nello specifico di questa storia, la campanella era il segnale di inizio e fine della giornata lavorativa di Luigino Ceschin. Iniziamo a raccontare la sua vita partendo dall'ultima classe alla quale ha insegnato prima di andare in pensione. Perché partiamo dalla fine? Perché è dalla fine che si possono ricordare i momenti salienti di una vita. La classe era composta da 6 femmine e 7 maschi, nati nel 1973. In quegli anni il maestro usava nuovi mezzi tecnologici come diapositive e registrazioni audio e video per immortalare alcuni momenti di vita scolastica importanti. Queste sono le voci dei bambini che hanno frequentato la prima elementare a Rua di Feletto nell'anno scolastico 1979-1980. Siamo alunni di prima classe della scuola elementare di Rua di Feletto nell'anno scolastico 1979-80. La nostra scolaresca è composta di 13 alunni, 7 maschi e 6 femmine. Il maestro Luigino Ceschin nasce nel 1923 in una povera abitazione sita nelle vicinanze della chiesa dell'ex eremo camaldolese di Rua di Feletto, dai genitori Clemente Ceschin e da Elisa Casagrande Cavaller, nipote dell'allora Casagrande Cavaller Monsignor Giovanni, arciprete della parrocchia di Rua e importante prelato di quel tempo. La mamma Elisa, per tutti Isetta, gestiva già allora un piccolo negozio di alimentari, all'epoca chiamato Casoin, punto di riferimento del piccolo paese. Clemente invece faceva il falegname nei laboratori delle antiche celle come altri della famiglia Ceschin Sacrestan. Successivamente, essendo un grande appassionato di motori, Clemente acquista una Fiat 501 e inizia l'attività di tassista. Dopo qualche anno, nel 1927, nasce la sorella di Luigino, Eugenia, con la quale cresce fino al momento delle prime classi elementari, frequentate nelle vecchie celle dell'eremo, adibite in quegli anni ad aule scolastiche. Frequenta a Rua le prime 3 classi elementari e poi è costretto, come altri giovani felettani, a frequentare la 4ª e la 5ª elementare a Conegliano, presso il convento di San Francesco. Immaginate un bambino di 9-10 anni che ogni mattina con sole, pioggia o neve, prende una sgangherata bicicletta, arriva alla chiesa di Sant'Orsola, chiesetta gestita da monaci nei pressi del castello di Conegliano, la lascia lì e scende a San Francesco per frequentare le lezioni. Completate le scuole elementari, decide, anche su consiglio della mamma, di proseguire gli studi presso il seminario di Vittorio Veneto. Questa scelta in quel tempo veniva fatta da molti giovani con poche disponibilità finanziarie che volevano però continuare gli studi. A far maturare a Luigino questa scelta è anche la sua profonda amicizia con Nilo Faldon, che già frequentava il seminario, e Ferruccio De Pizzol, suo coetaneo. Frequenta il seminario dalle medie fino al liceo, anni 1934-1944, e alla fine del percorso scolastico lascia il seminario per far ritorno in famiglia a Rua. Tornato al suo paese natale, si ritrova con un buon bagaglio culturale, ma senza nessun diploma. Decide allora di sostenere l'esame da privatista all'Istituto Magistrale Duca degli Abruzzi di Treviso per acquisire il diploma magistrale nel novembre del 1946 e diventa così maestro. Sono gli anni del primo dopoguerra. L'Italia esce devastata dal conflitto mondiale anche dal lato educativo. Dopo la decisione del popolo italiano di diventare una repubblica, 2 giugno 1946, lo Stato da poco formato decide attraverso un decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato l'istituzione della Scuola Popolare contro l'analfabetismo. Al neomaestro Luigino, dal 1947 al 1950, viene dato l'incarico di insegnante della scuola popolare di tipo B, 4ª e 5ª elementare, di Rua e di San Pietro di Feletto. Le lezioni del maestro Luigino si tenevano a Rua proprio in una delle celle dove aveva iniziato il suo percorso scolastico diversi anni prima.
Fin dal 1946 inizia anche la sua militanza politica. È profondamente convinto nei valori espressi dall'allora nascente Democrazia Cristiana e partecipa attivamente alle prime elezioni politiche del 1948. Negli anni 50, come assessore alla finanza e scuola del comune di San Pietro di Feletto, si impegna, come si vede in una sua relazione, per la costruzione di diverse opere pubbliche, fra queste la costruzione della scuola di San Michele e della nuova scuola elementare di Rua, inaugurata nel 1959. Negli anni di impegno istituzionale si è sempre prodigato per avere strutture adeguate all'insegnamento, sia a Rua, come capoluogo del comune di San Pietro di Feletto, che nelle frazioni. È stato per molti anni segretario della Democrazia Cristiana nel comune di San Pietro di Feletto e ha conosciuto in quegli anni numerosi personaggi politici anche a livello nazionale. Dopo il concorso magistrale, nell'anno scolastico 1950-1951, gli viene assegnato un servizio provvisorio a Refrontolo, mentre dal 1 ottobre 1951 diventa insegnante di ruolo e inizia con un incarico di prova triennale l'insegnamento presso la scuola elementare di Santa Maria di Feletto, che raggiunge ogni giorno con il suo inseparabile Moschito Garelli. Nel 1954 riceve il ruolo definitivo e chiede il trasferimento a Rua, dove insegnerà prima nelle celle e successivamente nella nuova scuola fino alla pensione. Nel 1952 si sposa a Pieve di Cadore con Liliana Tolot e vanno ad abitare nella piccola casetta dei genitori vicino alla chiesa di Rua. Nell'ottobre del 1953 nasce la prima figlia Daniela. Nel gennaio del 1958 nasce il secondo figlio Gianfranco. Come si vede in queste foto, Luigino fa crescere nei suoi figli, ancora piccoli, il desiderio di frequentare la nuova scuola da lui tanto voluta. Iniziano in questo periodo anche le prime gite fuori paese e Luigino partecipa con grande piacere a queste nuove esperienze. In quegli anni iniziano anche le prime trasmissioni televisive, 3 gennaio 1954, e Luigino, oltre che agli studi classici, si innamora profondamente di tutte le nuove tecnologie. Alcuni anni dopo acquista un televisore, allora in bianco e nero, ed d'estate lo mette sulla finestra del negozio, dove diversa gente di Rua arriva con le proprie sedie per vedere assieme le prime famose trasmissioni come Il Musichiere. Nel 1957 Rua riceve la visita della RAI attraverso la sua Radio Squadra, una troupe di giornalisti e tecnici che attraversava la penisola a bordo di un pullman attrezzato per le trasmissioni radiofoniche, che entrava nelle scuole per raccogliere interviste e canti dalle voci dei bambini, per poi trasmettere sia localmente che su scala nazionale. Per aver organizzato questo evento, Luigino riceve un premio, un piccolo microfono d'argento, al quale lui teneva molto. Altra grande passione di Luigino erano i motori, passione sicuramente trasmessa dal papà Clemente, ed è proprio nei primi anni 50 che per gli spostamenti le persone iniziano a utilizzare in massa la motocicletta, mezzo sicuramente molto meno costoso dell'auto. Per questa passione, Luigino, assieme ad alcuni amici, pensa di fondare nel 1953 il Moto Club Felettano, dove ha il ruolo di segretario e organizza dei veri e propri raduni, ai quali partecipano moltissimi proprietari di moto. Le foto che vediamo sono un prezioso documento. Dal 1954 al 1962 insegna a numerosi giovani, specialmente delle classi di quinta elementare. Negli anni 60 la scuola di Rua riceve, come si usava all'epoca, la visita dell'allora vescovo di Vittorio Veneto, Monsignor Albino Luciani, divenuto poi Papa Giovanni Paolo I, e nel 2022 riconosciuto beato. Dopo una di queste visite, il 1 marzo del 1962, Luigino riceve un biglietto di ringraziamento proprio dal vescovo Luciani.
Nel 1961 si trasferisce con la famiglia e i genitori nella nuova casa di Rua. In questa nuova abitazione, la mamma Isetta continua a gestire il negozio di alimentari, aiutata ora anche dalla nuora Liliana. Molti alunni delle scuole elementari e successivamente delle medie passano ogni giorno ad acquistare un panino, fatto con il favoloso pane del panificio Frare di Rua e consumato poi durante la ricreazione. Nell'anno scolastico 1962-1963 inizia a insegnare ai bambini nati nel 1956 e li accompagna fino alla quinta elementare. Nell'anno scolastico 1967-1968 si occupa dell'insegnamento della terza classe degli alunni nati nel 1959 e li porta fino al diploma di quinta elementare. Nell'anno scolastico 1970-1971 inizia l'insegnamento ai bambini nati nell'anno 1964. Questa classe numerosa è composta da 27 alunni che vengono accompagnati fino alla quinta elementare. Nell'anno scolastico 1975-1976 si occupa dell'insegnamento degli alunni nati nel 1968, che già avevano frequentato la prima classe con un'altra maestra. Come si vede dalla foto, le classi in quegli anni diminuiscono come numero di alunni e in effetti questa è composta da soli 13 alunni. In quegli anni inizia un'ulteriore rivoluzione tecnologica e come sempre, essendo una persona amante delle nuove tecnologie, inizia a utilizzare nel suo insegnamento le diapositive. Come si vede dalle foto, riusciva a portare gli alunni fuori dai muri scolastici, proprio per far conoscere meglio agli alunni il territorio in cui vivevano. Realizza, coinvolgendo gli alunni, dei filmati utilizzando le ricerche storiche fatte dal suo grande amico, lo storico Monsignor Nilo Faldon. Il nostro paese, Rua di San Pietro di Feletto, testi degli alunni di classe terza, voci degli alunni delle classi terza, quarta e quinta, registrazioni e fotografie eseguite in proprio con mezzi di fortuna. In questo periodo inizia a utilizzare anche una cinepresa amatoriale e insieme al figlio Gianfranco realizza dei piccoli filmati in Super 8 per far conoscere anche ai più piccoli la storia di Rua, allora poco conosciuta. Come ti chiami tu, bambina? Luisa Cesca. E sei di Rua di Feletto? Sì. E allora conoscerai molto bene la storia di Rua. No, sul serio? Ma che classe fai tu? La seconda. Ah, è giusto, capisco io. E imparerai fra poco, specialmente nel terno quando farai la terza, che ora farete la storia di Rua. In particolar modo, nell'agosto del 1978, visita l'eremo camaldolese di San Giorgio a Rocca di Garda, assieme a Monsignor Nilo Faldon, per far vedere agli alunni come era fatto in origine l'eremo di Colcapriolo, profondamente modificato poi negli aspetti architettonici. Realizza a tale scopo anche una serie di diapositive commentate per spiegare le analogie architettoniche dei due eremi. Nel 1982 raggiunge la meritata pensione. Tra gli anni 70 e gli anni 80 nasce la possibilità di trasmettere su frequenze libere, fino ad allora strettamente dedicate ai militari. Si innamora di questi nuovi sistemi di comunicazione e acquista un radiotrasmettitore denominato Baracchino. Quasi ogni sera si connette all'etere con lo pseudonimo di Capriolo e partecipa alle discussioni che si tengono fra i vari partecipanti. In quegli anni nascono anche le prime radio private e Luigino, anche con l'aiuto di Gianfranco, inizia le trasmissioni in FM con il nome di Radio Colcapriolo. Qualcuno ancora oggi si ricorda di quella fugace esperienza. Negli anni '80 arrivano le prime videocamere e, preso dalla forte passione, ne acquistò una. Riprende anche con questo mezzo le bellezze del Feletto, alcuni eventi importanti di allora e naturalmente anche dei momenti in famiglia. Nei primi anni '80 riceve dall'allora amministrazione comunale il suo ultimo incarico istituzionale, al quale tiene moltissimo, quello di giudice conciliatore.
ci lascia nel febbraio del 1990 con queste parole: ricordatemi sempre come maestro elementare, giudice conciliatore, e cercate sempre di trovare un accordo.